Allora, qui siamo in compagnia di Filippo Gurgone. Dedico questo piccolo spazio a tutti gli amici sparsi per il mondo. Al mio amico Sebastiano Marzullo, compagno di scuola che è a Brisbane in Australia. Alla mia compagna di scuola che si chiama Rosaria Cappadona. Ecco, a loro e a tutti gli amici che sono in Svizzera, in Italia, a Scordia, in America, anche sopra Marte, perché ora siamo anche su Marte. ci stiamo arrivando, ci stiamo arrivando. Ci stiamo arrivando. Ecco, questo è un flauto che ho costruito con le mie mani e quindi è stato il compagno della mia vita. Tutti lo sanno e mi conoscono e quindi mi salutano dicendomi: ma lei è chi do frescaletto? Certo, sono io. Eccoci il frescaletto. Complimenti, complimenti, complimenti. Un altro brano? Complimenti! E ciure non ha suonato ciure. E per forza ci vuole, dobbiamo concludere almeno con ciure. Qualcosa di italiano. Qualcosa di italiano? Vediamo un po' qual è. Io ora forse le faccio una domanda un po' impertinente, siccome sono un fan del film Il Padrino, il famoso film Il Padrino, non so se lei ha mai suonato la canzone del Padrino con questo flauto, il tema musicale la ra 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 ra. Non la sa suonare, non l'ha mai suonato, non l'ha mai suonato. Comunque sicuramente questo è il primo appuntamento con Filippo Gurgone. Sì. Vediamo se in chiusura ci regala un ultimo pezzo e vi salutiamo a tutti. Anche sapere che io sono originario di Floresta, in provincia di Messina. Saluto, se mi vedete, tutti i florestani, compreso mio fratello Pippo Gurgone, ex vigile urbano, e tutti quanti. Il mio amico Ciccio Sassizzo, che ora non c'è più, le sue sorelle li saluto pure. Saluto a tutti. Arrivederci. Tutti. Una buona serata. Che stavo dicendo? Non mi hai completato. Saluto magari anche shake. Uno spettacolo. Arrivederci, complimenti, arrivederci. Vediamo come